Un'area commerciale chiusa 2 anni fa nel quartiere Quadrilatero, diventata l'epicentro del degrado fisico e sociale in via Torino. Siamo proprio a ridosso di Campo Marzo, esattamente sotto la Torre Everest, dove campeggia orgogliosamente il murales di Paolo Rossi. Frotte di tossicodipendenti, balordi, prostitute e spacciatori bivacano indisturbati, minacciando i passanti. Commercianti e residenti della zona 2 anni fa, proprio temendo questa prospettiva che ora è sotto i loro occhi quotidianamente, avevano promosso una petizione rimasta inascoltata. Oggi il quartiere insorge e chiede interventi urgenti al comune. Ci sono in bella vista drogati che si bucano alle 10 di mattina, a mezzogiorno, davanti ai bambini, eccetera, e non si fa assolutamente nulla. Io poi, tra l'altro, ho parlato con un tossicodipendente, mi ha detto che Vicenza è diventata un po' la meta da tutto il Veneto perché non c'è controllo, quindi vengono da Treviso, da Padova, da Verona, eccetera. Ti rincorrono dietro o perché vogliono la moneta o perché ti minacciano in qualche modo perché sei entrato nella sua zona. Dicono questa è la mia zona, allontanati, vai via, cosa vuoi da qua? Circa una settimana fa ho trovato la mia macchina graffiata, non lo so che graffiato. Anche ho visto un pochettino rotto in mio negozio qua il vetro. Qualcuno ha fatto una prova per rapinare. Davanti al nostro portone c'erano 2 tossicodipendenti che stavano facendo, quindi più che altro ho paura di entrare a casa mia. È stato fatto anche il murales di Paolo Rossi con tutta l'inaugurazione del 23 settembre, del 24 come ben sapete, e quindi questo sta attirando continuamente delle persone. Anche ieri ero qui, passavo dal parcheggio e c'erano 2 gruppi di turisti che si guardavano e sono venuti a fotografarsi, selfie, cioè. È ovvio che poi girano la testa e guardano a 20 metri sto scempio, sta cosa veramente che squalifica tutto il lavoro che è fatto. Allora, volevamo che non succedesse quello che è successo adesso. Noi avevamo solo chiesto che il parcheggio potesse essere utilizzato da noi, che abbiamo proprio una carenza importante di parcheggi, e che soprattutto non diventasse una scatola vuota con tutto il degrado che ci poteva succedere. E questo invece è successo esattamente questo. Però 2 anni fa l'abbiamo denunciato questa cosa e qualcuno aveva detto che forse ci ascoltava. Adesso ho presentato una interpellanza nella quale appunto ho messo per iscritto tutte le cose che abbiamo detto. Il futuro di questo immobile, perché poi passa tutto per di qui, se noi rendiamo questo spazio abitato allora è chiaro che cambia tutto quanto.